oggi abbiamo 17.000 centenari in Italia, ne avremo 160.000 nel 2050. L'invecchiamento attivo vuol dire dare corpo a finché c'è vita c'è speranza e finché c'è vita c'è progetto, e quindi è l'idea di, come dire, in ogni momento della vita, a prescindere da come stiamo, c'è sempre la possibilità di vivere meglio. La capacità di invecchiare restando in buona salute, godendo di buona qualità di vita, sfruttando al meglio il proprio potenziale fisico, sociale e mentale, partecipando alla vita secondo i propri bisogni, desideri e capacità. È così che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce l'invecchiamento attivo uno stato mentale oltre che fisico che gli anziani di oggi sempre più mettono in pratica anche grazie alle attività offerte nel territorio trevigiano. In ottica preventiva proprio e di conoscenza e consapevolezza, senza rendere la vecchiaia solo, come dire, guardare la vecchiaia solo sotto l'aspetto sanitario, ma invece salvaguardando la partecipazione attiva alla vita della comunità, e i centri ricreativi con le attività che propongono vanno proprio in questa direzione, ma anche la parte formativa. Insegnare agli anziani a rendersi autonomi con i cellulari, con l'accesso a internet per poter partecipare così attivamente alla propria vita, prenotando visite o rimanendo in contatto con amici e parenti. Il grande problema che noi abbiamo di fronte all'invecchiamento della popolazione è il tema della cronicità, cioè noi non possiamo permetterci un numero così elevato di anziani con problemi cronico-degenerativi, e allora l'unico antidoto, diciamo, alla cronicità e alla malattia è mantenersi attivi. Ecco perché invecchiamento attivo. Mantenendoci attivi noi spingiamo in là le malattie e spingiamo in là la cronicità.